Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Oggi siamo nuovamente all'interno della nostra cara e amata isola. Allora, vediamo di continuare. Cosa abbiamo fatto nel video precedente? Stavamo costruendo appunto l'università. Ho visto inoltre che questa serie vi sta piacendo. Inoltre vi voglio dire che ho aggiunto in ogni video di Tropico delle schede in alto a destra, proprio in questa zona, dove potete trovare un riferimento al video precedente e successivo. E inoltre una scheda sondaggi per vedere se la campagna che stiamo effettuando in questo momento è abbastanza difficile oppure no. Votate, nel caso è appunto troppo difficile, se dovesse essere troppo facile, vedrò di ricominciarne un'altra con una difficoltà più difficile, quindi una difficoltà aumentata. Allora, che cosa dobbiamo fare oggi? Che cosa dobbiamo fare? Io direi di sfruttare immediatamente questo giacimento di carbone che abbiamo collocato appunto vicino la nostra centrale, l'industria tessile, perfetto. Purtroppo qua la strada l'abbiamo fatta male e dobbiamo per forza andare a demolirla. Vediamo se me la fa demolire. Oh, facciamola come si deve perché qui siamo troppo puntigliosi. Oh. Benissimo. E io andrei a collocare, volevo andare a collocare l'acciaieria. Perché l'acciaio si vende bene e possiamo migliorare quindi il nostro patrimonio e le esportazioni grazie a questo miglioramento, anzi a questo nuovo investimento. Allora, ho letto tantissimi commenti e mi avete detto di utilizzare meglio gli uffici dei camionisti. Allora, io adesso ne aggiungo due, però penso di aggiungerne altri due, quindi quattro totali, perché ci sono davvero troppe merci ferme nei depositi. Guardate, 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 c'è tutta la merce è ferma, non abbiamo modo di spostarla, quindi dobbiamo innanzitutto collocare anche il bacino di carenaggio, perché mi avete detto che è importantissimo, il faro e tanti uffici appunto dei camionisti. Allora, infatti c'è la missione bacino carenaggio e faremo adesso l'ambasciata al più presto. Cerchiamo di finire anche l'università per Con le generare riserve punti nazionali e i ricerca. minimi storici, alcuni analisti credono che la situazione attuale renda impossibile qualsiasi previsione sull'immediato futuro. E il presidente ha fatto sapere che quando verrà il momento comunicherà quello che dovranno pensare. Allora, mi sono anche accorto che tutte queste case popolari che ci sono qui non sono abitate per la maggior parte. Guardate un po', 2, 4, 0, perché la qualità degli appartamenti non è granché. La qualità delle case popolari non è granché, quindi vedrò di rimodernarli appena avrò abbastanza soldi e vedremo quindi di... Intanto generiamo progetti di ricerca. Ah, gli Stati Uniti ci mandano un po' di soldi, meno male. Quindi andiamo a collocare dei parcheggi che aumenta il numero di utilizzatori di vetture e la qualità del lavoro. Ne mettiamo uno qui e un altro qui. Ci serviranno altri uffici dei trasportatori, però per adesso andiamo con calma. Va bene, stiamo generando punti di ricerca. Arriva una nuova missione. Presidente, temo che la guerra fredda stia diventando troppo fredda. Ok, due nuovi edifici militari. Intanto ecco che arriva l'ambasciata. Allora, invitiamo gli Stati Uniti e li lodiamo. Quegli Yankee sanno come organizzare una festa. Sigari, alcol, purghe anticomunisti. Questa sì che è vita. Allora, che cosa scegliamo? Una struttura industriale gratuita o 10.000 dollari? Ma non lo so. Una struttura industriale gratuita. Vediamo cosa possiamo fare. Attendiamo per il momento, non collochiamo nulla. Li abbiamo lodati, perfetto, sono qua, abbiamo delle relazioni cordiali. Dobbiamo costruire anche due edifici militari. Adesso vedremo. Vediamo qua che sta succedendo. Però nell'università non c'è nessuno. Mettiamo un attimino la paga. Ecco che finalmente arriva la nave per le merci. Però perché stiamo andando così piano? Perché ancora qua l'acciaieria la devono finire? Qua la miniera di carbone finalmente l'hanno ultimata. E allora io direi di sfruttare il tabacco. Piantagione, tabacco, fermiamo il tempo. Mettiamone. Qua c'è il petrolio, attenzione, il petrolio è importante. Una, due,
Vediamo l'altra. 3 la mettiamo qua. Una bella strada. Mi sa che stiamo per finire i soldi. Vediamo se ce la facciamo a collegare. Non disponiamo fondi a sufficienza, maledizione. Vediamo, ecco, adesso la difficoltà si sta facendo sentire. Oh, meno male, forse adesso ce la possiamo fare. È arrivato forse un piccolo aiuto. Va bene, va bene e va bene. Ci siamo. Benissimo, adesso vediamo se possiamo sfruttare questo tabacco. Ok, qua come stiamo andando? Qua stiamo producendo, ci manca la lana. Perché ci manca la lana? Perché qua non la stanno producendo? Non perché, perché guardate, è tutta messa qua in stoccaggio. È tutta ferma. Perché è ferma? Maledizione, tutti questi uffici di trasportatori. Priorità massima. Questo l'abbiamo finito. Andiamo qua. Tutta la nostra merce è ferma, stagnata nei depositi perché non riescono a trasportarla velocemente. Questo è il problema. Perché le cose funzionano, abbiamo messo appunto tutto per bene. Tutta sta merce, guardate qua, guardate della merce che c'è qua, tutta ferma. Tutta ferma. Gli Yankee ci ricopriranno di denaro. Ok, emaneremo questo editto appena avremo il denaro, però, perché stiamo affrontando una gravissima crisi finanziaria. Non riesco a capire perché, perché abbiamo tutto, c'è tutto il carbone stoccato qui, il ferro stoccato qui e non lo trasportano. E appunto stiamo arrivando a un debito mostruoso. Vediamo se si sbrigano questi a costruire questi uffici dei camionisti. Ora che siamo ritornati con un po' di soldi, collochiamone ancora. Vediamo dove. Un altro ufficio dei camionisti lo mettiamo qua. E un altro ancora lo mettiamo qua. E un altro parcheggio. Vediamo dove lo possiamo mettere. Un altro parcheggio proprio qua in centro città. Per favore, finiamoli in tempo. E qua ci siamo. Una strada ce l'abbiamo. È l'unica strada questa. Vediamo di farne un'altra. Qua non riusciamo a chiudere. Va bene. Ok. Adesso ci sono più collegamenti. Perfetto. E allora, ragazzi, la situazione sta diventando un po' complessa adesso, perché qua sì, produciamo lana. Ah, finalmente l'acciaieria sta iniziando a lavorare. Abbiamo ricevuto un altro po' di denaro. Ancora non possiamo emanare l'editto. Cos'è qua? Compagno presidente, durante la... 5 giardini, però potete vedere che al momento la felicità sta calando. Sta calando, anche se... Allora, sapete cosa facciamo adesso? Rimoderniamo. Lo so, il loro tenore di vita. Rimoderniamo un appartamento. Perfetto. Vediamo un po' adesso cosa possiamo combinare. Io vorrei emanare questo editto industrializzazione. Ah, perfetto. La felicità è arrivata al 50%. Che bello. Che bello, perché appunto in questo periodo ci siamo un po' dedicati a cercare di far funzionare l'economia e come potete vedere le persone sono abbastanza insoddisfatte per le abitazioni, soprattutto per la sanità. Appunto qua c'è questa clinica che è strapiena, ma io non ho il denaro necessario per far funzionare tutto. Vediamo se adesso ci arrivano un altro po' di soldi. Ah, meno male, qua le piantagioni le stanno finendo. Vediamo qua sotto. Sta acciaieria sta funzionando. Oh, perfetto. Vediamo a livello di commercio che possiamo fare. Stoffa, formaggio, ferro. Il ferro ci serve. Medicinali. Stoffa. Ah, la stoffa penso che può essere utile. Va bene. Sì, la stoffa la produciamo qui. Oh, meno male. Allora, con questi soldi che ci stanno arrivando dobbiamo necessariamente rimodernare qualche casa. Perfetto, vai, rimoderniamo questa casa. Modernizza. Questa per adesso no. No. Mettiamo una nuova clinica. Dov'è? Una bella clinica. Dobbiamo portare anche l'elettricità. Ah, qua ce n'è una. No, quante cliniche abbiamo? Una e due. Allora, ma insica. Ragazzi, dobbiamo investire bene questi soldi. Come? Come dobbiamo alzare drasticamente quel valore lì. Allora, questi ci hanno detto di mettere 5 giardini. Vabbè, i giardini li possiamo mettere per aumentare la bellezza. Li mettiamo appunto qua, nella zona centrale. 3,
4, 5. Penso che ci siamo adesso. No, ne ho messi 4 e 5. Mettiamone un altro qua. Adesso dovremmo esserci. Ok, però dobbiamo portare avanti che cosa? Guardiamo qua. Sanità sta aumentando. Abitazioni. Le abitazioni. E va bene, dai, miglioriamo qualche altra casa. Modernizza. Andiamo ad emanare questo editto industrializzazione. Quegli Yankee sanno come organizzare. E ci prendiamo altri 10.000 dollari dalla missione. Ok, perfetto. Questo bacino di carenaggio lo dobbiamo fare. Però intanto... Ah, è sparita. Ah no, no, ce l'abbiamo ancora gratis. Quindi io dovrei fare, ragazzi, la centrale elettrica al momento. La centrale elettrica era qua. La centrale elettrica la andiamo a posizionare molto... proprio vicino all'industria, alla miniera di carbone. E il bacino di carenaggio ancora non lo possiamo fare. Però possiamo fare un ristorante magari qui per incrementare la Ottima felicità. scelta, Presidente. Noi... Un edificio nuovo industriale. La chiesa è piena? No. Va bene, quindi non ci concentriamo su questo. Vediamo un po'. Vediamo. Fatemi pensare. La felicità sta aumentando. Allora, stiamo esportando anche un po' di roba nuova. L'efficacia di taverne, ristoranti e net nelle vicinanze aumenta di 10. No, non ci interessa. Più che altro migliorerei qua. Aumenta l'efficacia, genera più inquinamento. Al momento... Ah, stiamo esportando, perfetto. L'efficacia aumenta di 20, ma anche il budget richiesto sale. Forza voi qua. Vediamo sti trasportatori se stanno funzionando. Ne abbiamo tantissimi adesso. Vediamo se riusciamo... forse ne devo aggiungere ancora. Vediamo. 19.000 dollari. Ragazzi, ci stiamo riprendendo di un pelino. Ma niente di serio ancora. Siamo ancora in cattive acque. Perché 58% io non mi fido di questo valore. Qua il tabacco lo stiamo producendo. Tutto raccolto. Come ricerca il petrolio sta andando avanti solo grazie all'università. Fortunatamente ce la faremo prima o poi. Sono arrivati altri soldi. E noi che facciamo? Facciamo questo bacino di carenaggio. Dove lo possiamo fare? Deve trovarsi sulla costa. Facciamolo una volta per tutte. Ok. 4.000 dollari. Potenziamo qualche altro appartamento. Modernizziamo. Così le persone sono felici. Sta centrale elettrica la finiamo? Sì, 4%. Forza, tutta sta merce dobbiamo portarla via. Oh, salvataggio automatico. E allora, gli Stati Uniti ci mandano altri soldi. Perfetto. 2 nuovi edifici militari. Io metterei 2 torrette di guardia in questa zona. 1 e 1-2. Perché sono importantissime. Più un altro ufficio dei camionisti. Magari qua sotto, che può servire in questa zona, che è un po' remota. Queste torrette militari devono essere finite subito. E bacino di carenaggio lo stiamo finendo. Quanti uffici di costruzione abbiamo? Ne abbiamo 2. Sti poveri operai. No, ancora. Sta diminuendo il sostegno popolare. Le abitazioni stanno migliorando, meno male. Dobbiamo fare un ospedale. 32.000 dollari. Questi trasportatori finalmente stanno lavorando come si deve. E arrivano 2 navi. 2 navi porteranno un sacco di soldi, ragazzi. Un sacco di soldi. In arrivo 43.000 dollari dovranno arrivare. 43.000 dollari. Adesso facciamo... Vediamo quante migliorie possiamo apportare alla nostra... Oh, guardate quanto denaro che è arrivato. Perfetto, allora... La felicità è sempre in bilico. Quindi che dobbiamo fare? Allora, questa la dobbiamo sicuramente portare avanti. Abbiamo 24.000 dollari. E io cosa farei? Attenderei quindi la fine di questa centrale. Vediamo se riescono a finirla. Per appunto costruire. Anzi, facciamo una cosa. Un nuovo ufficio di costruzioni proprio qua. E lo finiamo subito perché devono lavorare
Devono entrare a lavorare subito. Perfetto. Qua il ristorante sta andando a ruba. Miglioriamo quest'altra. Forza. 12.000 dollari. Dai ragazzi, finiamola. Sono arrivati altri soldi. Io però non volevo fare... Vabbè, la fabbrica di sigari ormai che è gratuita la possiamo posizionare qua. Qua che c'è? Un altro ufficio dei camionisti. Oh, una nuova missione. Non trovi meraviglioso che i due blocchi politici stiano cercando di spazzarsi via con l'atomica? Sono certa che... Ok, dobbiamo esportare 1000 unità di uranio. Abbiamo qua la miniera di uranio. L'altra volta mi sono scordato di appunto farvela vedere. Sì, però dobbiamo costruire in fretta. Guardate un po'. Qua tutta la merce ferma. Tutta la merce ferma. Io i parcheggi li ho messi. Ce n'è uno qua. Ce n'è un altro qua. In centro città. Vediamo dov'era. È qua. E un altro mi pare che l'avevo messo qua. E a voglia quanti ce n'è. E la felicità diminuisce sempre. Religione. Cibo è alla grande. Intrattenimento, sicurezza. Senza tetto. Un sacco di senza tetto. E morte dovute a mala sanità. Mala sanità. Abbiamo, guardate le cliniche che abbiamo. Se finiscono questa maledetta centrale, io posso finalmente costruire l'ospedale, visto che ancora ho i soldi. Ma se non la finiscono, non lo potrò mai costruire. Vediamo un po'. Vediamo se possiamo emanare qualche editto. Sicurezza sociale. Aumenta il costo di tutti gli uffici, ma l'aumento viene aggiunto. No, non mi interessa. Il costo di questo dipende dal numero di proprietà di tropicani. Inoltre queste persone vengono incrementare il livello di approvazione. Ah, perfetto. Martedì grasso aumenta la qualità del servizio. Perfetto. Per adesso non possiamo emanare nessun editto a nostro vantaggio. Devono solo sbrigarsi. Io ho messo 3 uffici di costruzioni che sono poi strapieni. Eccoli qua di operai che devono finire la centrale. Oh, vediamo se entra finalmente in funzione. Responsabile, cosa ci mettiamo? Un tattico. L'edificio è più resistente agli attacchi. Qua come responsabile Presidente, le tue azioni sono state così arrischiate e un ignobili. edificio militare gratuito. Stavo pensando qua. Capomastro, efficacia aumentata e qualità del lavoro ridotta. Va bene. Qui Magnati, l'efficacia con budget massimo aumenta. Agente, tattico, mettiamogli il tattico. Oh, guardate quanti soldi. Allora, l'officina di gioielleria adesso possiamo collocarla. Però io volevo fare l'ospedale. L'ospedale. 12.000 dollari l'ospedale. Mettiamolo. No, qua l'entrata della città, no. Tipo qua. Ci abbiamo finalmente anche qualcuno. Modernizziamo questa miniera. Vediamo di farla lavorare alla grande. Collochiamo la miniera di uranio. E facciamo una bella strada. Ci siamo ragazzi? Altri uffici dei camionisti. Vediamo se lì finiscono.